Progetto di Friulano, il Tiepolo a Udin. Il nostro viaggio. Vuoi o fazer insieme un viaggio per scoprire un famoso artista che si chiama Tiepolo e che è venuto a Udin per un po' di anni e hanno lasciato un grum di opere importanti in tutto il mondo. Avete capito cosa ho detto? Oggi facciamo insieme un viaggio alla scoperta di un artista che si chiama Tiepolo e che è venuto a Udine un po' di anni e ci ha lasciato delle opere importanti amate da tutto il mondo. Fevelin Furlan, buondì, qui sei tu, io o soi Tiepolo Giambattista. La prima roba che si fa quando si chiamano le persone nuove è salutare e domandare il nome. La prima cosa che si fa quando si incontra una persona nuova è salutare e chiedere il nome e quindi impariamo anche altri e quindi impariamolo anche noi. Per salutare in friulano si dice buondì, buongiorno, buonasera, buonasera e mandi, ciao. Quest'ultimo saluto, sappiatelo, è una parola vecchissima che in origine era un saluto più lungo, in man di Dio, si diceva una volta, quando si incontrava qualcuno per augurargli protezione e benessere. Poi con il tempo si è accorciata, si è scurtata ed è diventata mandi. Qui sei tu, chi sei tu? Io o soi e aggiungi il tuo nome. Facci il no, mettete in pausa e provate a fare il dialogo in coppia. Qui Leri e Tiepolo, come onin avviò di un video che non spiega in pochino cucalere. Adesso andiamo a vedere un video che ci spiega in pochi minuti chi era. Ma prima prendi carta e penna e segnati queste domande. Ascoltando il video tu chiataràs le risposte. Ascoltando il video troverai le risposte. Trovate 7 domande in questa pagina. Vi lascio qualche secondo per copiare, altrimenti potete mettere anche in pausa il video. E altre 7 domande. Potete anche tranquillamente mettere in pausa il video e ricopiarvele con calma. Giovan Battista Tiepolo nasce a Venezia, nella parrocchia di San Pietro in Castello, nel marzo del 1696, da famiglia di modeste dimensioni, ma in buone relazioni col patriziato della città. Il padre Domenico, mercante e comproprietario di un vascello, muore l'anno successivo, lasciando la moglie Orsetta e i 5 figli con un discreto patrimonio. Giovan Battista, da ragazzo, lavora presso lo studio di Gregorio Lazzarini, pittore modesto ma ben considerato nell'ambiente veneziano, dal quale riceve un'impostazione orientata nel senso del decorativismo aulico, corretta ma accademica. L'esigenza di rendersi indipendente si manifesta presto nel giovane allievo, probabilmente già verso i 18 anni. Il 12 novembre 1719 il pittore sposa Cecilia Guardi, sorella dei pittori Antonio, Francesco e Nicolò, la quale gli darà 9 figli. In questo periodo l'artista lavora ai suoi primi affreschi nella chiesa degli Scalzi e a Palazzo Sandi. Con questi lavori inizia l'importante e lunga collaborazione con Girolamo Mengozzi Colonna, abile tecnico della prospettiva. L'opera di Giovan Battista Tiepolo diventa presto l'emblema della pittura veneziana rococò. I suoi dipinti popolati di angeli e dei sono leggeri e ariosi, ricchi di magnifici dettagli, dai piccoli putti che dondolano i piedi oltre una cornice dipinta all'allegoria del tempo che si erge senza peso su una nuvola. Questi dettagli freschi e fantasiosi, la forza del disegno e la riproduzione di luci e ombre conferiscono alle opere di Tiepolo un fascino indiscusso. Dal punto di vista stilistico, Tiepolo, con il passare degli anni, schiarisce la tavolozza, riscoprendo una luminosità viva e vibrante, di spazi aperti e aerei. È già evidente nel giovane maestro la volontà di rifarsi alla grande tradizione veneziana, soprattutto a Paolo Veronese,
suo primo e costante ispiratore. Da veronese Tiepolo prese principalmente i motivi decorativi e lo spirito giocoso. Il decennio 1740-50 segna la maturità dell'artista, che realizza un gran numero di opere, fra le sue più importanti. Lavora anche alla decorazione di numerosi palazzi veneziani e diverse pale d'altare e ad alcuni dei suoi rari ritratti. Verso la fine del 1750 Tiepolo parte per Würzburg, capitale della Franconia, chiamato dal principe vescovo Carlo Filippo von Greifenklau a decorare la sua nuova residenza, costruita dall'architetto boemo Baldassarre Neumann. Sono con il pittore i figli Gian Domenico e Lorenzo che apprendono l'attività paterna. Gian Domenico, il più grande, parteciperà ai lavori. A Würzburg Tiepolo realizza un grande complesso decorativo che costituisce forse la punta massima della sua arte. Poco dopo il suo rientro a Venezia, Tiepolo fu nominato presidente dell'Accademia di Padova. Sono gli anni delle ultime grandi opere in Italia. La decorazione di una serie di stanze a Villa Valmarana, vicino Vicenza, con scene tratte da Omero, Virgilio, Ariosto e Tasso, e l'enorme soffitto della sala da ballo a Villa Pisani a Stra, vicino a Padova, iniziato nel 1760. Tiepolo, invitato nel 1761 da re Carlo III di Spagna a decorare il nuovo Palazzo Reale, parte per Madrid nell'aprile del 1762, accompagnato da Gian Domenico e da Lorenzo. Il pittore, ormai settantenne, si ferma al servizio del re, ma i suoi ultimi anni sono offuscati dall'ostilità nutrita nei suoi confronti dagli ambienti di corte, nonostante la benevolenza del sovrano. La morte coglierà improvvisamente il pittore il 27 marzo 1770. Tiepolo viene oggi ricordato come l'ultimo astro della pittura manierista veneziana. Nel XIX secolo le sue opere, giudicate troppo zuccherose per il gusto contemporaneo, furono duramente criticate. In anni più recenti, tuttavia, l'inventiva teatrale di Tiepolo ha trovato un pubblico decisamente più favorevole. Scriving in Furlan. Ora facciamo un esercizio. Riprendiamo le domande e le vostre risposte in italiano perché proviamo a farle in friulano. Scrivere in un'altra lingua non è semplice, ma tu non preoccuparti, scrivi come ti viene, ascoltando i miei suggerimenti e poi controlla con il fermo immagine. Prons, chiolete chiarte e penne, chita king a lei lis domandis. Pronti? Prendete carta e penna che comincio a leggervi le domande. 1. Dulà e quanca al nas? Ditemi voi la risposta. In friulano la scrivete così. Tiepolo al nas a Vignese in tal 1696. 2. Ce muterie la so fa me? La so fa me a ere modeste. 3. Ce lavor fasevi e sopari? Sopari all'era un marchiadant, un mercante. 4. Ce succede di brut quan calere picciul? Sopari al mour. 5. Ce mutaltacchi a fal pittor? Al fas l'apprendist la di Gregorio Lazzarini. 6. A digevotains lui al fas dos sceltis pariessi grant. Qualis? A si maride, si sposa. 2. Al vierci una bottega, dute so. 7. Parcellesi è definito un artista dal rococò, c'è il pitturie. Lui al pitture agnui ed eos. Qualesi è il suo segreto per aver successo? Al lavoro su luce, dettagli e ombris, ombre. 9. Cemut calcambia il suo modo di pittura? Lui a sclarissi colors par da plui spassi. 10. In che paese lavori? Al lavoro a Vignesie, Venezia, Germania e Spagna.
11. Qui lavoro con lui, i suoi figli, Gian Domenico e Lorenzo. 12. Dove vai a sta in tagli ultimi anni di vita? Dove va negli ultimi anni della sua vita? Al vivta alla corte del re in Spagna. 13. Dolac al more quant? Al more in tal 27 marzo 1770. 14. Cemut lo hanno giudicato in tal XIX secolo alle masse zuccheroso, perché la massa dettagli perché ha usato troppi dettagli. Lis regulis base dal furlan. In friulano l'alfabeto ha due lettere in meno, la H e la Q, ma anche una lettera in più, che è la C, detta C con la cediglie. Non ci sono le doppie, ma si usa un accento che sembra un cappellino sopra la vocale che si vuole allungare. Esempio, mare si scrive mar, M-A-R con il cappellino sopra la A. Il pronome personale, io, tu, egli, noi, che in friulano si dice io, tu, lui, je, no, vualtris e lor, sono seguiti da una particella rafforzativa prima del verbio. Si dice io o soi Anna, tu ses Marco. Qui lesi e tiepolo, come che vin saputo dalla sua vita e vi odin come calere. Ora che abbiamo saputo della sua vita, vediamo com'era questo tiepolo. Che il chi ha il suo ritratto fatto da Alessandro Longhi. Questo è il suo ritratto fatto da Alessandro Longhi. Come provate altri a fare i pittors. Ora provate voi a fare i pittori. Usando carta e matita riproducete il ritratto del protagonista del nostro viaggio e non dimenticate di firmare. Attendo poi l'invio per mail dei lavori. Par voi ovin finit. Per oggi abbiamo finito. Abbiamo parlato, scritto, ascoltato e disegnato. Ovin fevelat, scritto, ascoltat e disegnat. O sei stas bravissims. Continueremo il nostro viaggio con Tiepolo nei vari luoghi che custodiscono i suoi dipinti la prossima volta. Mandi!